Buonasera da Rovereto, è il Monday Night del girone A della Serie C2, della Serie A2 Elite, chiedo scusa. Settima giornata di campionato, ultima partita prima di completare il quadro completo, quella fra l'Olimpia Rovereto alla sinistra dei vostri teleschermi col completo rosso-blu e il Mestre Fenice che è in completo arancione con maniche bianche, le due squadre che occupano gli ultimi due posti della classifica, quindi partita molto importante per entrambe, per eventuali agganci della squadra del Mestre Fenice verso Rovereto, dell'Olimpia Rovereto verso le tre squadre che sono a quota 7, che sono state tutte sconfitte in questo turno delle partite tradizionali del fine settimana. Vediamo subito le formazioni che hanno scelto i due allenatori. La formazione ospite del Mestre Fenice schiera col numero 1 Diodoardo, 3 Uenu, 4 Moscoso, 5 Galliani, 6 Vailati, 7 Ruzzene, 10 Mazzon, 11 Crescenzo, 19 Schievinato, 21 Bebetigno, 94 il neoacquisto Cullani, il numero 28 secondo portiere Genovesi. La formazione Olimpia Rovereto risponde col numero 35 Ceschini, 2 Mufakir Amin, 4 Festini, 5 Silon, 6 Tiago, 7 Hassan Mufakir, 10 Rafinha, 11 Peluso, 14 Bazzanella, 23 Cristel, 77 Fusari, 13 secondo portiere Veronesi. I mister sono Sapigno per la formazione di casa e Gabriele Landi per il Mestre Fenice. Gli arbitri dell'incontro Francesco Cocco di Parma ed Alessandro Cannizzaro di Ravenna. Il cronometrista è Arsham Bushi di Rovereto, che ha sostituito il designato saggese che purtroppo è indisposto. Facciamo gli auguri anche a lui naturalmente di una pronta guarigione. Tutto è pronto, quintetto iniziale della formazione di casa con Ceschini tra i pali, poi vediamo Cristel, Tiago, Silon e Rafinha, quindi trazione brasiliana all'inizio per la formazione di Sapigno. Dalla parte opposta tra i pali di Odoardo, poi vediamo naturalmente Uenu pronto a dare il calcio d'inizio col numero 10 Mazzon, e quindi completano il quintetto, mentre rueda la pelota al Palamarchetti, Vailati col numero 6 e il quinto della lista è Galliani. Questi 5 scelti da mister Landi. Si parte, rimessa già battuta, vediamo Silon attaccato, la palla è uscita in fallo laterale, rimessa in favore della formazione ospite dopo il contrasto fra il numero 5 dell'Olimpia Rovereto Silon e il numero 6 della formazione ospite Vailati. Ricordiamo che le due formazioni sono già affrontate l'anno scorso, addirittura in 4 incontri. Tanto vediamo Cristel, pallone deviato in fallo laterale. I due in campionato avevano visto il successo dell'Olimpia Rovereto qua in casa, il pareggio al Palafranchetti nel ritorno, poi nei playoff semifinale fra le due squadre, tanto tentativo di Rafinha con Silon che non è riuscito a girare verso la porta, il pallone è stato ora recuperato dalla formazione di casa con lancio di Ceschini, il controllo del capitano della formazione ospite Mazzon, tentativo di Mazzon chiuso da Cristel in calcio d'angolo, prima iniziativa della compagine ospite con il proprio capitano Mazzon, il tocco all'indietro per Vailati, poi largo il passaggio di nuovo indirizzato verso Vailati, c'è stato un tocco, infatti la rimessa è per il team di Landi con Vailati ad effettuare la battuta per lo scambio col tentativo dalla lunga distanza di Mazzon, palla che sorvola la traversa. Quasi un minuto di gioco andato, 0-0 il punteggio, diciamo appunto dei playoff dello scorso anno, con le due partite vinte dalla formazione del Mestre Fenice sia a Rovereto che in casa. Rafinha, controllo di Rafinha che sterza, poi cerca e trova Silon sulla destra. Silon che si accentra e appoggia al largo ancora Rafinha. Rafinha affrontato da Vailati, cerca spazio, ritrova ancora Silon che prova al sinistro, palla però non prende il giro giusto, termina distante dalla porta difesa da Diodoardo. Rimessa dello stesso portiere, passaggio indirizzato su
Bailati, il tocco su Uenu, poi palla recuperata da Rafinha, finisce giù Uenu, si prosegue intanto sulla sinistra con Thiago, ancora Rafinha, lo scambio con Thiago, Rafinha prova l'imbucata, intercetta però Mazzon, attenzione Thiago, non riesce a contrastare, poi la palla è uscita in fallo laterale, l'ultimo tocco è del giocatore del Mestre Fenice, dice l'arbitro, rimessa quindi in fase difensiva per l'Olimpia Rovereto dopo 1 minuto e 53 di gioco. Vediamo Thiago che appoggia il pallone a Ceschini, viene avanti Ceschini, trova spazio, sbaglia però Ceschini che poi riesce a recuperare sul tentativo dalla lunga distanza di Galliani. Rimessa per l'Olimpia affidata a Thiago, Christel Rafinha affrontato da Mazzon, duello fra numeri 10, poi Christel parallela per Silon, pallone che esce in fallo laterale, cenno d'intesa fra i due giocatori dell'Olimpia, si riparte con la rimessa affidata a Capitan Mazzon per il Mestre Fenice, palla dalla parte opposta per Galliani ancora a Mazzon, lancio a spiovere per Uenu non arriva sulla sfera, Ceschini può ridare il pallone a Thiago indirizza il pallone a Silon si accentra, il sinistro di Silon, la parata di Diodoardo dopo 2 minuti e 33. Si riparte quindi con la rimessa laterale a favore dell'Olimpia, c'è anche il cambio pallone che evidentemente ha avuto qualche problema di stabilità. Rimessa quindi per l'Olimpia Rovereto con Silon designato della battuta, poi lascia palla a Thiago, prova Silon ancora con la botta di sinistro che sorvola la traversa e sarà quindi rimessa per il portiere di Edoardo che è stato chiamato in causa dalla conclusione mancina del pivot rossoblu, ha risposto con una parata plastica, finisce giù Uenu, l'arbitro lo invita a rialzarsi e si riparte quindi con la rimessa di Ceschini, partita che deve ancora decollare, ma ovviamente le due squadre cercano di non offrire il fianco all'avversaria in questi primi minuti. Silon aveva tentato il passaggio su Thiago, è arrivato un po' troppo in profondità, di nuovo Mazzon, scambio con Galliani, poi Vailati a cercare ancora Mazzon, non riesce a intervenire Silon, palla a Uenu sempre contrastato da Christel, palla tenuta in campo da Mazzon, attenzione a Galliani col sinistro per Uenu, lo scambio Galliani chiuso da Thiago, la risposta della Mestre Fenice dopo 3 minuti e 22. Si riparte con la rimessa per i bianco-arancio, palla all'indietro per Mazzon, prova a pressare Olimpia, Thiago mette il piede, intanto l'arbitro richiama Uenu e Christel, credo che c'è stata qualche scintilla fra i due giocatori. Ramanzina per entrambi, ora saranno controllati sotto la lente di ingrandimento dal direttore di gara, il primo arbitro che è Cocco di Parma. Intanto c'è un fischio, infatti l'arbitro ha fischiato un calcio di punizione a favore dell'Olimpia, il fallo commesso da Uenu a palla distante. Tanto è pronto Fusari ad entrare in campo per la formazione di Sapigno. Rafinha, la finta, poi bel passaggio in direzione di Thiago, il diagonale, risponde ancora presente Diodoardo. La rimessa affidata allo stesso Thiago. 1 minuto e 34
Rafinha, poi Sapinho. L'arbitro non dà il tocco di mano di Silone, evidentemente valutandolo come involontario. Ancora Silone, poi c'è un fallo ai danni di Rafinha. Attenzione perché scatta anche il cartellino. Primo ammonito per la partita è Galliani. Il secondo fallo per il Mestre Fenice. Si è rialzato intanto Rafinha. Si riparte col calcio di punizione a favore dell'Olimpia Rovereto, affidato a Cristel. È entrato in campo Fusari al posto di Thiago. Rafinha, intanto Ruzzene, protagonista l'anno scorso nei playoff, entrambe le partite, il giovane numero 8 della formazione bianco-arancio. In campo anche il neoacquisto Cullani, numero 94. Vediamo lo scambio, attenzione al rilancio proprio indirizzato per Cullani, lo chiude la strada Cristel. Fisico molto possente quello di Cullani, è arrivato da pochi giorni nelle file del Mestre Fenice. Viene avanti Fusari, tocco indirizzato a Silon. Silon cerca Fusari, lo trova Fusari, Diodoardo sbarra ancora una volta la strada agli attaccanti dell'Olimpia Rovereto con scelta di tempo. La rimessa di Silon, scambio con Rafinha. Silon ancora Cristel, poi Fusari. Fusari controllato da Ruzzene. Va via Fusari, mette in mezzo, deviato, palla intercettata da Cullani che riesce a darla bene a Ruzzene. Scambiano i due. Viene avanti Cullani di nuovo per Ruzzene, il sinistro, vicinissimo al palo alla destra di Ceschini, il tocco d'esterno di Ruzzene. Dopo 4,56. Silon. Rafinha. Finisce giù Rafinha, l'intervento falloso. Il terzo fallo della formazione. Va a scusarsi Mazzon. Tre falli a 0, intanto dentro Bazzanella, fuori Silon, dentro Thiago, scusate, fuori Cristel. Rafinha ha toccato il pallone per Thiago, ancora Rafinha, largo per Fusari. Fusari che si accentra, di nuovo Rafinha, la finta di Rafinha, l'anticipo di Ruzzene, attenzione poi a Cullani, pallone sulla destra per Mazzon. Non ci arriva Rafinha, attenzione perché è scattato Vailati a sinistra, se erano un po' persi e Ruzzene la mette dentro. Errore della difesa dell'Olimpia dopo 5,32. Ha pensato Ruzzene. A portare in vantaggio la compagine di Landi, 1-0 quindi dopo 5 minuti e 32. Riparte il match, intanto Bazzanella attaccato da Moscoso. Rimessa di Crescenzo, anche lui è entrato in campo come Moscoso. Cercato Ruzzene, palla va a recuperare Ceschini. Thiago Fusari. Palla ancora intercettata da Ruzzene, poi Cullani dietro, lo scambio tra Crescenzo e Moscoso, palla che viene ribattuta da Rafinha.
poi però viene controllata da Diodoardo che lancia subito per Ruzzene. L'anticipo di Fusari, Tiago largo per Rafinha, viene avanti Rafinha, la finta, rimane in possesso di palla, poi il tocco per Bazzanella, ancora per Rafinha, colpo di tacco dalla parte opposta a seguire per Tiago, poi il sinistro di Bazzanella viene smorzato da Moscoso, anche lui rientrato dopo una parentesi con l'Atletico Vicentino, rientrato nella formazione del Mestre Fenice dove anche militava la scorsa stagione. Viene avanti Tiago, passaggio per Bazzanella, Bazzanella di nuovo indietro per Tiago, poi Fusari, Bazzanella, Rafinha, ancora Fusari attaccato da Ruzzene, ultimo tocco è del numero 8 arancione, rimessa per l'Olimpia Rovereto che deve recuperare lo svantaggio firmato proprio dal numero 8 del Mestre Fenice. Fusari chiuso in calcio d'angolo da Ruzzene, batte subito Fusari, cercare Rafinha, il destro di Rafinha, un'altra deviazione. Tiago, ancora Rafinha, si ferma Rafinha, cerca compagni, poi di nuovo Tiago attaccato da Cullani, di nuovo Rafinha, la palla è uscita, rimessa per il Mestre Fenice. Battuto da Crescenzo, poi Moscoso, il lancio di Ruzzene, poi Cullani, attaccato da... e c'è intanto il giallo per Rafinha per il fallo su Cullani. Tanto entra Sanmu Fakir al posto di Bazzanella e anche Cristel è rientrato per Tiago. E Cullani, giocatore incaricato della battuta. Siamo 7 minuti e 19 dal primo tempo. La rincorsa di Cullani, il destro, la deviazione di Rafinha, palla che sibila in calcio d'angolo. Trattenuto un po' il fiato il pubblico di casa. Il pallone ancora indietro, la botta ancora di Cullani, respinta in fallo laterale. Fuori Cullani, rientra Uenu. Si ripartirà con la rimessa per la formazione di Landi, affidata a Crescenzo, dietro per Moscoso, scambiano i due, indirizzato il pallone per Ruzzene, poi Fusari attaccato da Crescenzo, l'ultimo tocco è del numero 11 del Mestre Fenice. Viene avanti Fusari, poi chiuso da Ruzzene, Cristel, capitano da dietro a Fusari, parte Fusari sulla sinistra, parallela per Rafinha, duello vigoroso fra Rafinha e Moscoso, poi il pallone è uscito sul tocco di Fusari, rimessa a Mestre Fenice, già effettuata verso Diodoardo, lancio lungo di Diodoardo, troppo per Uenu, palla che arriva al collega Ceschini che ha già dato la palla da Sanmu Fakir, pallone per Cristel, poi palla larga per Fusari. Fusari ancora Cristel controllato da Uenu, il tocco per Fusari va in contrasto, l'ultimo tocco è suo, rimessa per la formazione ospite con Crescenzo, mentre rientra Galliani. Passaggio all'indietro intanto per Moscoso, scambio fra i due, ancora Crescenzo, Moscoso la finta, rilancio di Diodoardo direttamente verso Ceschini che subito la gira su Mufakir, a Sanmu Fakir da Cristel in parallela per Rafinha in mezzo, prova Sanmu Fakir, trova però la chiusura di 3 giocatori, riparte il Mestre Fenice, attenzione a Uenu che scodella un buon pallone per Galliani che però alza la mira e manda sopra la traversa. Dopo 8 minuti e 43 di gioco, Mestre Fenice avanti 1-0, decide per ora il gol di Ruzzene.
mentre Fusari imposta l'azione. Tocco per Mufakir, scambio con Christel, ancora Fusari di nuovo per Christel, poi Rafinha intendeva lanciare Mufakir, che però è arrivato col passo proprio dalla parte opposta nello stesso momento, e quindi il pallone è terminato a fondo campo. Tanto è uscito Rafinha ed è entrato Bazzanella nelle file dell'Olimpia Rovereto. L'anticipo di Christel su Wenu, la rimessa laterale per la formazione del Mestre Fenice. Fidava ancora a Crescenzo, sempre dietro a Moscoso il pallone, scambio fra i due, palla recuperata da Fusari e Bazzanella però col destro non riesce ad inquadrare al meglio la porta di Diodoardo, pallone che esce sul fondo. Il rilancio di Diodoardo, testa di Wenu, poi quella di Christel direttamente a Ceschini. Tiago, viene avanti Tiago, Christel, indirizzato il pallone per Bazzanella, si gira Bazzanella, pallone deviato, recuperato da Tiago che dà la palla a Ceschini, poi Christel, ancora Tiago, Mufakir Tiago, poi Bazzanella, attenzione alla palla recuperata, poi chiuso Wenu, si abbranca con Christel, il fallo di Christel, il cartellino giallo anche per lui. Il secondo fallo per l'Olimpia Rovereto, ammonito anche mister Sapinio, mentre rientra in campo Capitan Vailati. Si ripartirà quindi con la rimessa a favore della formazione ospite sul calcio di punizione, ed è Bebettigno che è appena entrato in campo, il giocatore incaricato della battuta. Vediamo se diretta o su schema. Lo schema con Wenu, poi mette la punta del piede Bazzanella a mandare il pallone in fallo laterale prima di evitare guai verso la porta dell'Olimpia Rovereto. Mazzona la rimessa dietro per Bebettigno, indirizzato il pallone largo, però non ci può arrivare Wenu. Time out chiesto da Sapinio, ci fermiamo qualche. Si torna in campo dopo il time out, con l'Olimpia a effettuare la rimessa che arriva dopo 4 secondi dell'inizio del secondo quarto di gara. Riparte con l'Olimpia che viene avanti con Christel, palla per Hassan Mufakir. Intanto Silon al posto di Bazzanella, Silon che cerca spazio. Passaggio largo per Tiago, poi Hassan Mufakir attaccato da Bebettigno, fischiato il quarto fallo al Mestre Fenice, protesta Bebettigno. Ormai stanno protestando un po' tutti in questo frangente. 9:36 ancora da giocare questo primo tempo. Ramanzina dell'arbitro Cocco verso Bebettigno, mentre rientra in campo Vailati.
Tanto ammonito, credo, anche il mister della formazione 8, quindi due allenatori, tutti e due col cartellino giallo. Vediamo la rimessa, il calcio di punizione di Thiago, pallone respinto, indirizzato probabilmente verso Mufakir, però ha chiuso bene la sfera Vailati. Riparte il Mestre Fenice, lo scambio con Bebetigno, l'attacco di Mufakir, finito a terra Vailati, si ferma Mufakir. Viene chiamato quindi il massaggiatore della formazione del Mestre Fenice. Proteste ora da parte dei giocatori del Mestre Fenice per l'intervento di Mufakir, che l'arbitro non ha valutato come falloso. Si rialza il giocatore Galliani, è lui che è finito a terra. Applausi per lo stesso. Vediamo se si procede al cambio, anzi, perché sono entrati ovviamente i sanitari. Infatti entra Mazzon al posto di Galliani. Si ripartirà quindi con la rimessa laterale a favore Olimpia Rovereto con Silon, pallone che era invitante per Thiago, che però non è riuscito a arrivare con la velocità del pallone stesso, e sarà rimessa laterale ovviamente. Di Edoardo pensava che fosse uscita fondo campo. Vediamo Bebetigno, poi lancio in avanti intercettato da Cristel per Mufakir, il sinistro di Mufakir, troppo chiuso, la palla è uscita sul primo palo. Rilancio intanto a cercare Wenu, si rinnova il duello con Cristel. In campo intanto Amin Mufakir al posto del fratello, è uscito anche Cristel, dentro Rafinha. Amin Mufakir che rientra dopo l'infortunio. Intanto c'è l'ammonizione anche per Thiago. Si riparte quindi con la rimessa laterale a favore del Mestre Fenice. Ancora un po' di proteste che arrivano dalla tribuna, visto che il secondo arbitro era proprio lì. Attenzione intanto a Ruzzene, ancora un fischio dell'arbitro. Terzo fallo dell'Olimpia Rovereto. Rosso intanto, espulso tanto è stato chiamato al time out Galandi, è espulso Sapigno.
Si torna in campo, quindi Olimpia Rovereto senza mister in panchina. Si riparte col calcio di punizione fischiato a favore del Mestre Fenice, che ha messo dentro Cullani, mentre il pubblico prova a scuotere la squadra di casa. Cullani e Galliani nei pressi del pallone, c'è anche Mazzon che poi però si allontana, va via anche Cullani. Stanno evidentemente decidendo ora come battere la finta di Galliani. Mazzon allo stesso Galliani, palla che esce esternamente. Ceschini ha dato la palla a Silon. Silon, Thiago, Rafinha, Amin, Mufakir, poi ancora Rafinha, di nuovo per Amin. Attenzione a Silon, attaccato da Cullani, poi Rafinha, duello, finisce giù Silon, poi attenzione Silon che recupera il tentativo di Galliani. Rafinha attaccato, ridà la palla a Silon, errore di Silon. Attenzione ancora Ruzzene e Cullani, poi finisce giù Cullani ma guadagna solamente la rimessa, credo, mentre l'arbitro invita Silon ad allontanarsi. 8 minuti e 6 ancora da giocare, partita molto incandescente. Attenzione al destro, la fuori area di Mazzon, è stata la deviazione, quindi calcio d'angolo per la formazione del Mestre Fenice sul tiro del capitano. Battuta, attenzione al centro, buca il pallone Galliani, la palla arriva comunque a Mazzon, lo scambio con Cullani che dà ancora il pallone all'indietro, l'imbucata a cercare e trovare Mazzon, di nuovo Galliani, Mazzon che cerca di restituirla ma è troppo lunga e arriva docile sui piedi di Ceschini, che ha dato la palla a Rafinha. Rafinha per Silon. Ancora lo scambio Rafinha e Silon, poi dietro per Amin, Mufakir, quindi Thiago dà di nuovo la palla a Rafinha. Rafinha che cerca compagni, non riesce però a indirizzarla verso Amin Mufakir, la palla è uscita in fallo laterale. 7 minuti e 19 da giocare in questo primo tempo molto nervoso. Intanto il pallone indirizzato per Cullani, arriva Rafinha di forza, il tocco per Silon, la chiusura di Vailati che manda la palla in fallo laterale. Rimessa a Silon, c'è vicino Amin Mufakir che riceve, palla dietro per Rafinha. Rafinha contro Cullani, palla larga ancora per Amin Mufakir. Cerca spazio Amin, non lo molla il capitano avversario, poi Thiago controlla di suola, poi deviazione ma riesce a recuperarla prima il giocatore della formazione arancio-bianca. Il lancio intanto di Diodoardo, Amin Mufakir svirgola per anticipare l'avversario che batte subito il corner. Riparte Fusari, Fusari salta Cullani, Fusari rimane col pallone in campo, cerca Silon ma Diodoardo aveva capito tutto, si è tuffato sul pallone. Ancora 6 minuti e 28 da giocare. Attenzione a Cullani, duello con Fusari, tocco all'indietro, palla intercettata da Fusari, Fusari per Mufakiri, pallone che va a metà strada fra Fusari e Silon e termina in fallo laterale. Prova a forzare un po' le azioni l'Olimpia Rovereto per andare a cercare il pareggio, e allora c'è qualche errore di troppo nelle impostazioni. Intanto attenzione a Cullani,
che gioca di forza su Rafinha, tocco all'indietro, Galliani di nuovo per il numero 94, Cullani ancora contro Rafinha, al destro respinto dal compagno di squadra, Vailati, Mazzon, il pallone che è uscito per la rimessa a favore dell'Olimpia, già battuta da Mimmu Fakir per Rafinha largo ancora per Fusari scambia con Mimmu Fakir che riesce a cedere il pallone con Rafinha, va giù Silon, si prosegue, riparte la contropiede, troppo d'esterno però Cullani, la palla lontana dalla porta, difesa da Ceschini, rientra Uenu nelle file arancio-bianche, l'ex acqua e sapone, errore di Rafinha che regala palla a Uenu prova col destro, lo chiude però Rafinha, Silon riceve da Fusari col sinistro, Silon, palla esce, la rimessa di Diodoardo, 5-12 dal termine di questo primo tempo più nervoso che tecnico. Uenu ancora dietro, Galliani contro Silon, duello fra numeri 5, passaggio ancora all'indietro per Crescenzo che scambia col compagno di squadra, poi Uenu, duello con Silon, finisce giù Uenu, ammonito anche Silon. Quarto fallo per l'Olimpia, 4 pari falli. Un po' di disparità nelle ammonizioni, perché sono 4 gli ammoniti dell'Olimpia più espulso Sapigno, dalla parte opposta ammonito il solo Galliani ed ammonito anche il mister Landi. Si ripartirà col calcio di punizione affidato a Vailati. Vailati pronto, sta aspettando il fischio del direttore di gara che sta parlando ancora con la panchina, perché secondo la panchina era un po' più indietro alla posizione del pallone. Vailati per Galliani, ancora lo scambio fra i due, cerca spazio Vailati, chiuso da Bazzanella, però la meglio Vailati e para Ceschini in uscita, già battuta la rimessa dietro per Galliani, poi Uenu attaccato da Cristel, duello, palla rimane lì, sinistro di Ruzzene, sempre pericoloso, palla sfiora il palo. Fusari, Mufakir, lo scambio con Cristel, attenzione la palla per Mufakir, Hassan, poi finisce giù il giocatore della formazione bianco-arancia. Si partirà con la rimessa di Diodoardo, 4 minuti e 17 da giocare. 1-0 per il Mestre Fenice, decide per ora il gol di Ruzzene. Uenu, solito duello con Cristel, arriva fra i due Hassan Mufakir che guadagna anche la rimessa laterale, fidata poi a Cristel. La palla per Fusari avanza sulla sinistra, si accentra, di nuovo Hassan, pallone intercettato da Vailati, rimessa per l'Olimpia Rovereto che prova a saltare il fortino bianco-arancia. Fusari chiuso da Crescenzo, poi Cristel, di nuovo Fusari prova ancora una volta, poi deve darla indietro ad Hassan Mufakir, di nuovo Bazzanella che ha ricevuto da Cristel, dietro ancora per Hassan, quindi Fusari, di nuovo Bazzanella, torna indietro l'Olimpia per cercare spazi, ancora Fusari, passaggio per Hassan Mufakir, lo scambio ancora con Fusari cerca di liberarsi di Uenu che però ha la meglio, la rimessa è per il Mestre Fenice perché l'ultimo tocco è stato di Fusari. Cambio in vista
doppio cambio, sono pronti Amin Mufakir e Thiago. Passaggio indirizzato per Cullani, poi Bazzanella chiuso da Moscoso, Moscoso chiuso a sua volta da Sam Mufakir e ancora rimessa dentro Thiago e Amin Mufakir, fuori Hassan Mufakir e Cristel, fuori anche Bazzanella e dentro Rafinha. Cambiato 3/4 dei giocatori di movimento. Intanto dall'altra parte passaggio tradizionale della rimessa laterale a Moscoso da Crescenzo. Ruzzene riesce a mantenere il pallone in campo la prima volta, non la seconda. Guadagna il corner l'Olimpia Rovereto, affidata a Rafinha, 2,56, palla per Thiago. Thiago cerca di trovare lo spazio, Crescenzo però non gli dà lo spazio cercato e il destro di Thiago termina sul fondo. Rimessa di Diodoardo, decisivo nei primi minuti, almeno 2 interventi decisivi. Fortunato un po' la spalla a Rafinha, fuori intanto Fusari, dentro Silon. Rimessa con Crescenzo che restituisce il pallone a Olimpia Rovereto, affidato a Ceschini. 2 minuti e 43, partita è durata tantissimo, 36 minuti in questo primo tempo, con tutte i falli e le ammonizioni fischiate dai direttori di gara che hanno prolungato ovviamente il tempo effettivo. Il passaggio per Thiago, Thiago largo, attenzione, Rafinha prova la puntata, però Ruzzene riesce a chiudere in calcio d'angolo. Pallone intercettato da Crescenzo, rimane il pallone in campo per quasi tutto il tragitto, poi esce e sarà rimessa per l'Olimpia Rovereto con 2 minuti e 10 secondi ancora da giocare. Thiago, Silon attaccato da Moscoso, palla indietro per Amin Mufakir, la palla ancora per Rafinha, Rafinha in parallelo, attenzione a Silon col sinistro, Diodoardo c'è ancora presente. Molto ben piazzato il portiere ospite sulle conclusioni. Attenzione ancora a Silon, stavolta però manda fuori, rimessa di Diodoardo. Lancio lungo, Cullani, palla che arriva a Ruzzene, ancora Cullani, attenzione a Cullani che cerca il sinistro, palla respinta, poi allontana Thiago, la palla esce in fallo laterale, rimessa per Moscoso che dà al proprio portiere Diodoardo, lancio lungo, Cullani non riesce ad agganciare il pallone, palla che arriva a Ceschini e poi Thiago. Rafinha, attaccato, mette la palla in mezzo, Silon scambia, Rafinha di nuovo per Amin Mufakir, chiuso da Moscoso. La rimessa dello stesso Mufakir, Amin tocca per Thiago, poi Rafinha punta Ruzzene, chiuso in seconda battuta. Protesta il pubblico e poi il sinistro di Ruzzene che termina sul fondo. So c'è stato un fallo di mano, eravamo praticamente dalla parte opposta, il pubblico aveva protestato. Intanto attenzione ad Amin Mufakir che scambia con Thiago, cerca spazio, Amin Mufakir trova Rafinha, lo scambio, il tiro di sinistro di Amin Mufakir che fa la barba al palo a 43 secondi dal termine del primo tempo. Tanto Silon rischia un po' Ceschini che poi però la recupera. Silon di nuovo per Rafinha, Rafinha il tacco, intuisce Ruzzene. Ricordiamo l'autore del gol, è l'unico gol realizzato in questo primo tempo.
La rimessa è per l'Olimpia, affidata a Rafinha, palla in mezzo, anticipato da Moscoso Silon, riparte capitano della formazione bianco-arancio Mazzon, lancio lungo, attenzione al controllo di Moscoso e poi Thiago che allontana il pallone, che però va a sbattere sulle travi, rimessa quindi laterale per la formazione ospite. Ruzzene scambia con Mazzon, poi il passaggio all'indietro, lancio in avanti a cercare Moscoso, lo chiude Amin Mufakir in fallo laterale. 9 secondi al termine di questo lunghissimo primo tempo, 41 minuti di gioco praticamente. Moscoso dietro, congela la palla Crescenzo, e intanto suona la sirena. Primo tempo si conclude col Mestre Fenice avanti 1-0, partita molto nervosa. Vedremo nella ripresa cosa succederà. Intanto torniamo nel secondo tempo per il match.
Torniamo in campo per il secondo tempo di questo ultimo incontro del girone A della Serie 2 Elite del settimo turno. Primo tempo che si è concluso col Mestre Fenice avanti 1-0, il gol di Ruzzene dopo 5 minuti e 32. Poi 8 falli fischiati, 5-6 ammonizioni, un'espulsione. Partita più nervosa che tecnica quella della prima frazione, ma d'altronde la posizione delle due squadre fa salire anche il nervosismo per le cose che non funzionano al meglio. Intanto si è ripartiti con l'Olimpia Rovereto che ha la prima azione della ripresa. Intanto Silon e Rafinha provano a rilanciare verso l'area avversaria, pallone però di Rafinha finisce direttamente in tribuna, rimessa bianco-arancio, tocco all'indietro di Mazzon per Vailati, poi Galliani in mezzo ancora per il proprio capitano, lo scambio non si completa, palla è uscita in fallo laterale, rimessa di Silon dietro per Christel, poi Rafinha, Fusari, ancora Silon, Fusari, scambio con Rafinha, Fusari largo per Christel e poi Silon, parallela per Rafinha che cerca spazio, trova Christel, poi Silon, non si chiude lo scambio, palla rilanciata direttamente fra le mani di Ceschini, riparte l'Olimpia, Silon. Olimpia che aveva iniziato meglio il primo tempo, poi però su un errore difensivo è stata tanto Fusari, ha recuperato palla per Silon, poi Wenu che acrobaticamente mette il pallone in, credo in calcio d'angolo, va a battere Christel, movimento dei giocatori dell'Olimpia, il tocco all'indietro, Fusari col destro, la palla che esce di poco, primo squillo quindi dell'Olimpia nella ripresa col tiro di Fusari. Tanto dalla parte opposta Mazzone, Galliani, poi Vailati, attaccato da Silon, poi Wenu, duello ennesimo con Christel. Lancio in avanti intanto di Mazzon, termina direttamente in fallo laterale, rimessa per l'Olimpia Rovereto. Con Rafinha che lascia l'incarico a Silon, palla in mezzo ribattuta, poi Galliani largo per Wenu, chiama palla Mazzon, la riceve Galliani che però non può raggiungerla perché è finita in fallo laterale. Si scusa Wenu col compagno, si riparte con la rimessa dell'Olimpia affidata a Christel per Silon. Lo scambio con Rafinha, quindi Christel largo per Fusari, Fusari ancora Rafinha, in mezzo per Silon, il dettato lo scambio, poi Rafinha alza sopra la traversa. 1 minuto e 58. Pallone indirizzato subito per Wenu, sempre francobollato da Christel, duello rusticano e ammonizione per Wenu. Primo fallo della ripresa del Mestre Fenice. Si ripartirà quindi col calcio di punizione a favore dell'Olimpia. Intanto è uscito Christel, è entrato Thiago. Rafinha per Silon. Silon largo per Rafinha. Rafinha contro Wenu. Il blocco di Fusari, il destro di Rafinha. Silon sulla ribattuta di Diodoardo pareggia a 2 minuti e 18.
Un gol alla Paolo Rossi, possiamo dire, quello di Silon, che si è trovato il punto giusto sulla respinta di Diodoardo e ha firmato il pareggio per la propria formazione. Galliani intanto riparte il Mestre Fenice, recupera Fusari, Fusari, Rafinha, Silon, ancora Fusari, salta Diodoardo, palla è uscita, sono proteste. Intanto riparte, attenzione, con velocità Mazzoni, sì, il gol di Mazzon riporta avanti la formazione ospite. Ha trovato l'autostrada Mazzon sulla sinistra, il diagonale ha punito Ceschini. Ritorna avanti quindi il Mestre Fenice, dura poco la gioia del pareggio, prova a ripartire, intanto c'è Fusari che finisce a terra, l'arbitro dice che non c'è stato niente nel contrasto con Cullani, che poi riceve palla, attaccato da Fusari, dietro per Thiago, Silon si accentra, palla deviata, poi scontro fra numeri 10 e Cullani che porta il pallone fuori laterale. È stato uno scontro tra Rafinha e Mazzon. Riparte l'Olimpia, va via Fusari, mette la palla in mezzo ma ha intercettato Vailate, attenzione al contropiede, Vailate ancora per Mazzon, non ci arriva il numero 10. Rimessa laterale per l'Olimpia, fuori Rafinha, dentro Amin Mufakir, Thiago per lui, viene avanti Amin Mufakir, però poi non riesce a tenere il pallone in campo sull'attacco di Vailati. Sarà rimessa per la formazione ospite che va a effettuare la battuta con l'autore della seconda rete, Mazzon. Pallone in mezzo per Cullani, poi Galliani contro Fusari, si accentra Galliani, palla in mezzo per Mazzoni, il tacco a cercare Galliani, anticipo quindi di Vailati su Silon, sarà rimessa per l'Olimpia, affidata ad Amin Mufakir, dentro Ruzzene che aveva segnato il primo gol del Mestre Fenice, palla Fusari, dietro per Thiago, quindi Amin Mufakir, di nuovo Thiago, lo scambio, di nuovo Thiago, trova Silon, cerca di muoversi Silon, tocco per Fusari, non riesce però ad agganciare al meglio Fusari e può rinviare Diodoardo con le mani per Galliani, palla per Vailati, parallela per Ruzzene, poi Cullani, l'esterno a cercare Ruzzene, il controllo di Ruzzene, palla messa da Amin Mufakir in calcio d'angolo, fuori Silon, dentro Bazzanella, anzi no, l'arbitro ha deciso che ha rimesso laterale per l'Olimpia. Intanto lo scambio Mufakir, Amin e Ceschini, poi Thiago ancora per Amin Mufakir, il tacco per Fusari, Thiago cerca spazio, poi trova di nuovo Fusari punta, Vailati, il destro di Fusari, palla che sibila non distante dal palo alla sinistra di Diodoardo dopo 4 minuti e 36 del secondo tempo. Attenzione intanto alla formazione del Mestre Fenice, Cullani dietro per Moscoso che scambia col numero 94, attaccato da Thiago, duello vinto da Thiago che poi finisce giù, avanti Fusari, salta il primo, non il secondo. Gli arbitri non fischiano più in questo secondo tempo rispetto al primo tempo, 8 falli fischiati, per ora uno solo. Attenzione intanto al pallone che arriva direttamente a Ceschini, viene avanti Amin Mufakir, palla larga per Bazzanella,
Lo scambio ancora con Amin, palla larga per Thiago, Thiago contro Moscoso, Thiago che prova, poi deve darla a Fusari, si riaccentra Fusari, il destro deviato, sarà calcio d'angolo, fuori Fusari, dentro Rafinha. Dopo 5 minuti e 28 di questa ripresa, Bazzanella l'ha battuta dietro direttamente a Ceschini perché non ha trovato compagni piazzati. Amin Mufakir, Rafinha, largo per Thiago, ancora duello con Moscoso, Thiago dietro per Bazzanella al sinistro, respinge Ruzzene, poi la palla ritorna a Ceschini che la dà a Rafinha, quasi gira il sesto minuto, prova Amin di sinistro, Edoardo in due tempi, conclusione potente ma centrale da parte del numero 2 rossoblu. Intanto attenzione a Moscoso che era riuscito a sfuggire, intanto c'è a terra Cullani, Mufakir, Thiago chiuso da Ruzzene, in calcio d'angolo. Si riaccende il nervosismo. La panchina dell'Olimpia Rovereto cerca di mettere tranquilli i propri componenti. Intanto Cullani e Mufakir provano a spiegarsi. Vediamo l'arbitro cosa decide. Rosso anche per il dirigente della formazione del Mestre Fenice. Più cartellini che gol in questo incontro. Si riparte con la rimessa a favore del Mestre Fenice. Attenzione intanto a Wenu che è rientrato in campo, lancio lungo proprio a cercare lui, attaccato da Amin Mufakir, è riuscito a colpire Wenu, però Ceschini ha fatto buona guardia. Dietro intanto Thiago per Amin Mufakir. Intanto palla in mezzo per Bazzanella, anticipato da Moscoso, poi Ruzzene ancora dietro per Moscoso, palla larga ancora per Wenu, Wenu contro Amin, trova Wenu, il destro respinto da Amin, la palla torna a lui, recupera Amin, poi un po' di confusione, il destro di Crescenzo un po' schiacciato, arriva lo stesso Wenu che prova di tacco, trova però la respinta di Thiago, mentre ora redarguito Amin Mufakir. Dopo 6 minuti e 51 di questo secondo tempo, 2-1 per il Mestre Fenice. Intanto attenzione a Ruzzene col sinistro, ribatte in fallo laterale Bazzanella. La rimessa affidata a Crescenzo. Per Ruzzene il tacco ancora a Crescenzo col destro, ribatte Amin Mufakir. Palla che arriva docile a Diodoardo che poi se la porta in aria per effettuare la rimessa con le mani. Attenzione a Thiago, duello con Wenu. Wenu col sinistro, vigila Ceschini. Ceschini largo per Bazzanella. Bazzanella aspetta che arrivino i compagni, arriva anche Cristel dalla panchina, ha sostituito Thiago. Poi Amin Mufakir, di nuovo Cristel, Rafinha contro Moscoso, va dentro Rafinha, la finta ancora, il tacco a rimorchio, Bazzanella pareggia col sinistro che infila Diodoardo, di nuovo parità, 7 minuti e 33 il gol di Bazzanella. 2-2. Usate la testa, dice Rafinha, memore ovviamente del primo pareggio che è stato subito ribaltato dai giocatori del Mestre Fenice, che hanno sorpreso la difesa di casa. 12-27 ancora da giocare, si riparte con Cullani che tocca lì dietro per Moscoso. Rafinha prova ad attaccare, lancio di Ruzzene a cercare
Moscoso, palla lunga però, rimessa laterale per la formazione di casa. Silon per Rafinha, scambiano i due, viene avanti Silon, autore del primo gol rossoblu. Rafinha si accentra, indica la palla, la posizione a Christel, ma non gli cede la palla, ancora Rafinha, la finta, ancora Rafinha, il doppio dribbling, il tentativo di Rafinha, si alza sopra la traversa, attenzione alla rimessa di Diodoardo che trova Crescenzo dalla parte opposta. Rimonta su di lui Christel che manda la palla in fallo laterale, rimane quindi il possesso al Mestre Fenice in attacco. Attenzione a Crescenzo e Ceschini che salva sul solito Ruzzene. Intanto attenzione a Silon dalla parte opposta, il sinistro ribattuto, riparte Moscoso, chiuso da Rafinha, poi Christel, ora tenta Olimpia Rovereto. La rimessa di Rafinha lasciata poi a Silon, scambio fra i due, non riesce però a metterla in mezzo a Rafinha. Attenzione a Ruzzene che ha trovato campo aperto, l'intervento di Christel, palla che rimane a Ruzzene che di sinistro insacca fin di palo. A 8:32 torna avanti il Mestre Fenice. Che fa doppietta così per la formazione bianco-arancio. Un rimpallo fortunato, è stato bravo a indirizzarla a fil di palo, poi riportando avanti i suoi. 3-2 Rafinha, palla di nuovo per Christel, chiuso da Cullani, rimessa laterale per la formazione di casa che ha visto di nuovo sfumare il pareggio. Tanto Salmu Fakir, chiuso, rimessa per l'Olimpia, si muove Rafinha che riceve, attaccato da Crescenzo, tocco per Silon, Silon controllato da Moscoso, di nuovo palla per Rafinha, Rafinha cerca compagni, poi pallone per Salmu Fakir che è rientrato da sinistra. Christel, di nuovo Rafinha, palla in mezzo per Silon, attaccato da Crescenzo, fischia l'arbitro, calcio di punizione, secondo fallo del secondo tempo. Intanto perde palla ancora l'Olimpia, rilancio in avanti di Crescenzo che taglia il campo, attenzione a Mazzone, salva Ceschini. Olimpia che ogni tanto perde un po' gli avversari, attenzione a Silon, Silon alza la mira, chiama una deviazione, vediamo se c'è stata o no, sembra di sì, calcio d'angolo per l'Olimpia. Calcio d'angolo di Rafinha, è rientrato intanto Fusari, Silon col sinistro, sbatte su Moscoso, di nuovo rimessa. C'è ancora metà tempo che deve andare, questa partita veramente molto nervosa con l'Olimpia che ha recuperato 2 volte lo svantaggio, ma è stata trafitta ancora una volta poi dal contropiede. Attenzione intanto a Mazzoni, chiuso da Salmu Fakir che poi lascia il campo a Thiago. Rimessa indietro per Bebetinho, Moscoso attaccato da Fusari, tocco ultimo di Moscoso, rimessa per i padroni di casa. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara da 8 secondi. Olimpia Rovereto 2, Mestre Fenice 3. Passaggio per Rafinha, Rafinha si accentra, Silon, Fusari, Fusari a sinistra, chiuso Rafinha di destro, Silon ancora cerca Fusari, trova Moscoso,
che manda la palla in fallo laterale. La rimessa dello stesso Silon per Rafinha. Rafinha contro Cullani. Rafinha cerca di superare l'avversario, non riesce, allora dietro di nuovo Fusari, scambio con Thiago, Fusari per Silon, Silon che non riesce a tenere l'equilibrio, finisce giù nel tentativo di manovrare la palla col sinistro e si riparte con l'ingresso in campo intanto di Vailati e Galliani per le file bianco-arancio. Fuori Mazzon, attenzione, esce Ceschini che finisce giù, c'è il giallo per Vailati, terzo ammonito e terzo fallo. Calcio di punizione affidato a Fusari, che tocca il pallone per Amin Mufakir, anche lui è rientrato in campo, posto di Rafinha. Fusari, Amin Mufakir, si accentra Amin, tocca per Thiago, ancora Amin, controllo col sinistro, poi Fusari, attaccato da Galliani, ancora Fusari, palla per Silon che cerca di ridarla a Fusari, riesce in un secondo tempo, poi ultimo tocco di Fusari sul contrasto con Vailati, rimessa laterale Mestre Fenice, 8:42 da giocare, 3-2 per la formazione del Mestre Fenice. Palla per Galliani, poi il tocco per Bebetigno, dietro per Diodoardo che lancia lungo, troppo però per i compagni, palla fuori, rientra Bazzanella, autore della seconda rete al posto dell'autore della prima rete rossoblu Silon. Viene avanti Fusari, Fusari largo per Amin Mufakir, Amin contro Bebetigno, cerca di andarsene Amin, trova spazio, chiuso, la palla è uscita, dice l'arbitro, non sembra d'accordo Amin Mufakir, rimessa, recupera Amin, il sinistro intercettato dall'attento di Edoardo, dalla parte opposta prova ad andarsene Mazzon, chiuso da Thiago, poi di nuovo Amin, ma la palla è regalata a Vailati, Vailati largo per Mazzon che la mette fra Ceschini e Amin Mufakir, e doppia il vantaggio la formazione ospite con la doppietta di Capitan Mazzon esattamente a 11:58. Si torna in campo, tra qualche secondo si aspetta il secondo fischio, anzi il suono della sirena per l'esattezza. 8 minuti e 2 da giocare, ora Mestre Fenice è andata avanti di 2 gol, 4-2 il punteggio dopo l'ultima rete realizzata da Mazzon, che ancora ha approfittato di una sbandata un po'. Quinto di movimento intanto per la formazione dell'Olimpia Rovereto, con Thiago, Rafinha, Silon, Bazzanella e Amin Mufakir a provare a recuperare lo svantaggio. Vediamo Silon, Thiago, Amin Mufakir scambia con Thiago, palla larga per Rafinha, Rafinha, Amin, di nuovo dietro per Thiago, ancora Rafinha, lo scambio ancora con Thiago e Amin, poi Bazzanella, Thiago,
Rafinha, attenzione arrivo di Silon, il sinistro arriva in porta, ma Diodoardo fa buona guardia deviando di quei pugni uniti la botta di Silon. 7:25 da giocare, rimessa di Amin Mufakir per Silon, largo per Thiago, ancora Silon, cerca spazio, riprova la deviazione in calcio d'angolo che va a battere Rafinha. Silon dietro da Thiago, ancora Silon, Amin Mufakir, di nuovo Silon, quindi Thiago, scambio con Amin, Bazzanella, Amin, Thiago, Rafinha, Silon che è vicino alla porta avversaria, fa girare palla ancora all'Olimpia, a cercare il varco giusto. Di nuovo Amin, Bazzanella, Silon, chiuso in fallo laterale da Vailati, fuori Amin, dentro Fusari. Rimessa rossoblù a 6 minuti e 44 dal termine, con il Mestre Fenice che sta vincendo 4-2 a Rovereto. Palla indietro per Fusari, poi Thiago, il tacco di Thiago per Rafinha, la finta di Rafinha, palla per Fusari, poi Bazzanella, Diodoardo in due tempi, riesce a servire Mazzon, attenzione però perché non c'è il portiere, Mazzon però se la trascina al di là della riga e l'Olimpia riesce a scamparla, ripartendo ora in avanti. Attenzione a Fusari, poi Thiago, chiuso da Moscoso in calcio d'angolo. 6:15 ancora da giocare. Thiago dietro per Fusari che però non aggancia, dietro a lui c'è Rafinha. Rafinha viene avanti, palla al piede, palla larga per Bazzanella, scambio con i due, ancora Fusari, Fusari Rafinha, Rafinha Bazzanella, di nuovo lo scambio, di nuovo Fusari, il destro di Fusari ribattuto, Rafinha riaddomestica la palla dietro per Silon, ancora Rafinha, cerca sprazzo, trova Fusari, Fusari finisce giù, protesta panchina, pubblico e arbitro, ma si prosegue. Di nuovo Rafinha, Silon dietro, Rafinha, Bazzanella, Rafinha, ancora Silon, Rafinha, dietro ancora Silon, chiuso, calcio d'angolo da Galliani. La battuta di Silon, Rafinha, Thiago, chiuso, e poi palla che esce in fallo laterale, e poi il contrasto con Mazzon, dietro Silon per Rafinha, mi chiedo scusa, è stato Thiago ovviamente, Rafinha, Fusari, palla che rimane lì, vediamo l'ultimo tocco di chi è stato, si rialzano assieme Fusari e Moscoso che si erano un po' incrociate le loro gambe, erano finite tutte e due a terra. Battuta in avanti da Mazzon, prova Galliani, però non riesce ad agganciarla al meglio, si riparte con la rimessa, è rientrato intanto, era rientrato che Ceschini, ma si riparte con Thiago, quinto di movimento. 4:57 da giocare, Silon dietro per Fusari, Fusari ancora per Rafinha, lo scambio, poi Bazzanella, palla larga, Silon, Bazzanella, ancora Silon dietro per Fusari, Fusari, Silon, palla larga per Rafinha, dietro Silon col sinistro, palla ribattuta, va sul soffitto, a rimessa laterale, è per l'Olimpia Rovereto, affidata a Rafinha, dietro per Fusari, 4:25 da giocare, 2 gol da recuperare per l'Olimpia e ovviamente 2 da mantenere in vantaggio per il Mestre Fenice che accarezza il sogno della prima vittoria stagionale. Intanto attenzione a Rafinha, Diodoardo dice di no col piede, la palla è uscita. Intanto attenzione a Monito Mazzon che aveva allontanato la palla.
rimessa affidata a Rafinha. 4-0-7. La palla per Fusari, largo per Silon. Silon, Bazzanella, Fusari sulla linea Moscoso. Riparte ancora l'Olimpia. Silone di Odoardo. Rafinha, Silon, 3:40 da giocare. Rafinha dietro per Fusari. Fusari per Silon. Si muove Thiago davanti alla porta. La palla è per Rafinha. Silon prova col sinistro. Deviazione di Galliani, fallo laterale, rimessa per l'Olimpia che mantiene il possesso palla ma non riesce a far briccia nel castello della formazione avversaria. Bazzanella, Fusari, Bazzanella col sinistro, ancora una deviazione e di nuovo fallo laterale per l'Olimpia Rovereto con 3 minuti e 16 da giocare e 2 gol da recuperare per i padroni di casa. Silon dietro per Fusari. Fusari col sinistro, chiuso da Mazzon, ancora rimessa Olimpia. Thiago dietro per Fusari, ancora Thiago, di nuovo Fusari, Silon ancora largo, Rafinha, Silon in mezzo, intercetta, attenzione al tiro, esce di Galliani, fuori Bazzanella, dentro Amin e anche Ceschini che torna quindi tra i pali. 2:50 da giocare. Lancio subito lungo per Silon. Fusari prova spazio sulla sinistra, il diagonale, il piedone di Diodoardo, il destro di Rafinha, la testa di Bebetinho, calcio d'angolo per la formazione di casa che si ributta in avanti col quinto di movimento. A 2 minuti e 39 dal termine. Thiago per Rafinha, scambio con Silon, ancora Rafinha, poi Fusari col destro, ribatte Vailati in fallo laterale, resiste il fortino del Mestre Fenice. Rafinha largo, ci prova Thiago in bagger addirittura di Odoardo, poi palla in soffitto di Moscoso con rimessa laterale ancora per l'Olimpia da metà campo. Fusari per Rafinha. 2 minuti e 20 al termine. È entrato Uenu. Intanto pallone per Fusari. Silon, Rafinha, ancora Silon. Cerca spazio Silon, si rifugia ancora in Rafinha. Rafinha, Fusari, non trova varchi, prova Silon. Tentativo di Odoardo ancora una volta, mette la palla in calcio d'angolo. Rafinha, Thiago alza la mira. Attenzione perché Bebetinho è partito, rientra Ceschini, non ha fretta la formazione di casa. La rimessa di Diodoardo, dalla palla a Ceschini che rilancia subito su Fusari, attaccato da Moscoso e Bebetinho, va via Fusari, rientra Thiago, avanza Rafinha, ultimi 95 secondi di gioco, di nuovo Silon che trova il varco a 1 minuto e mezzo dal termine, riaccende le speranze, doppietta per lui. - 4-3 il punteggio per la formazione ospite. Ha fatto saltare il fortino Silon dopo tanti tentativi. Riparte la formazione bianco-arancio con Galliani, intercetta Fusari, Amin Mufakir si gira, Amin chiuso, chiama il Mani e l'arbitro fischia il Mani di Vailati, calcio di punizione per l'Olimpia al limite dell'area. Quarto fallo dovrebbe essere, infatti è così, del Mestre Fenice.
Di nuovo quinto di movimento con l'ingresso di Thiago. Chiedo scusa. 1 minuto e 17 da giocare, partita che è veramente vietata ai deboli di cuore oggi. La rincorsa, intanto Bebetinho è andato a dire ai compagni come piazzarsi. Rafinha prova a sorprendere Galliani, però mette il piede, calcio d'angolo. Thiago dietro per Rafinha, Rafinha per Silon, 1 minuto e 12. Silon, Rafinha, Fusari, palla deviata, respinta, alza la mira Amin Mufakir che poi si mette le mani fra i capelli. Rientra Ceschini con 1 minuto e 3 secondi da giocare e c'è time out. Si riparte quindi dopo il time out richiesto dalla formazione ospite, che ha 63 secondi a disposizione per provare a centrare la prima vittoria stagionale, gli stessi che ovviamente cercherà l'Olimpia per almeno riagguantare il pareggio. Rilancio lungo di Diodoardo, attenzione al controllo di Cullani, il rimpallo e la palla per Galliani. Ancora Cullani, attaccato da Mufakir, colpo di tacco per Galliani, prova a congelare il pallone la formazione bianco-arancia. Cullani intercetta Silon, 44 secondi, Silon, Fusari, Rafinha, fuori Ceschini, rientra Thiago come quinto, ultimi 36 secondi, il pubblico di casa prova a spingere i propri giocatori. Rafinha, Silon, si accentra Silon, il sinistro, ribatte Mazzon, palla indietro ancora per Rafinha. Rafinha prova a cercare Fusari, rimpallo, poi Thiago anticipato da Mazzon, rimessa per l'Olimpia, ultimi 16 secondi. Rafinha, Thiago, palla deve spinta ancora, 9 secondi, ultima palla della preghiera che però Rafinha non riesce a dosare e probabilmente sarà ora più difficile per la formazione di casa, visto la rimessa per la formazione ospite. Ricacciata in avanti Cullani, poi scontro con Ceschini. Sarà ancora rimessa, 2 secondi, la palla della preghiera, come dicono in Inghilterra. Calciata da Rafinha in mezzo al mucchio, la ribatte Cullani, fischia la fine. Mestre Fenice che spugna Rovereto, guadagna la prima vittoria stagionale dopo 5 sconfitte di fila ed un pareggio e aggancia l'Olimpia Rovereto che ora condivide l'ultima posizione proprio con la squadra che ora sta festeggiando qui al Palamarchetti. È tutto. Ringrazio per averci seguito in questo Monday Night, appuntamento sarà fra 3 settimane per la prossima partita casalinga, visto che l'Olimpia Rovereto ora è attesa da 2 trasferte consecutive. Buona serata e buona settimana a tutti.